Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Rompiamo l'isolamento. Dopo il suicidio di una liceale di 15 anni, centinaia di studenti in piazza a Catania chiedono verità e più ascolto da parte dei professori. Dopo la denuncia dei familiari della ragazza, indaga la magistratura. Fermato un sedicenne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso a Pavia, è accusato di aver colpito la vittima con un cacciavite al collo. Palermo, estorsioni, spaccio e aste pilotate, blitz antimafia allo Sperone e a Brancaccio, 32 fermi. Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate era al servizio dei clan, a collaborare all'inchiesta alcuni imprenditori taglieggiati. La guerra in Medio Oriente crea ripercussioni anche sul turismo. In Sicilia, tra disdette e prenotazioni a rilento, operatori e albergatori guardano con preoccupazione alla stagione estiva. A Priolo è iniziato lo smantellamento della raffineria Versalis. Al suo posto sorgerà una bioraffineria con l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Saranno garantiti i livelli occupazionali. A Catania fa tappa il Track Tour Banca del Cuore, controlli e visite gratuite per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Calcio, umori contrastanti in casa Catania dopo il pari con il Potenza. I tifosi chiedono maggiore impegno. Toscano assicura il secondo posto sarà nostro. Tonfo del Trapani che retrocede in Serie D. Siracusa appeso a una flebile speranza. Il Palermo si gode il gol di Bojan Palo e sogna la Serie A. Per il finlandese record di marcature in Serie B. Bentrovati. Dopo il suicidio di una liceale, centinaia di studenti sono scesi in piazza a Catania. Tra dolore e responsabilità da chiarire, chiedono più ascolto da parte dei professori e attenzione alla salute mentale. Rompiamo l'isolamento, stop al bullismo. Sentiamo Eva Spampinato. È una manifestazione che nasce da un grande dolore e riversa tutta la rabbia degli studenti delle scuole catanesi per quello che poteva essere evitato. Dovete rompere il silenzio assordante che si respira in quei luoghi, perché la verità deve uscire da quelle mura. Al centro il ricordo di una quindicenne che ha deciso di farla finita dopo mesi di sofferenze e vessazioni che non sono state colte in tempo o che forse sono state sottovalutate. È morta anche per questo, per isolamento e per silenzio, e perché facciamo tutto questo in modo che Claudia sia l'ultima. Ma le responsabilità verranno accertate dalla magistratura. C'è un'indagine in corso partita dalla denuncia della famiglia. Veniva screditata perché era diversa, perché si distingueva dagli altri, solo perché aveva un taglio di capelli diverso dagli altri. Intanto questa mattina centinaia di giovani sono partiti dal largo Rosolino Pilo a Catania per attraversare le vie del centro. I momenti più commoventi e di tensione davanti all'istituto. Le tapparelle sono chiuse. Questa è la dimostrazione. Se davvero non fossero colpevoli anche un minimo, loro non avrebbero problemi. La dirigente esprime cordoglio, respinge le accuse e invita al rispetto e alla responsabilità, garantendo collaborazione con le autorità, ma evita i microfoni e il confronto con il corteo in piazza. Pretendiamo che ci sia una educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole. Gli studenti intanto denunciano un sistema educativo percepito come distante, chiedono una scuola più umana con supporto psicologico reale, educazione sessuaffettiva strutturale e ambienti sicuri, contro bullismo, isolamento e pressioni. Anche solo per avere un supporto psicologico devono essere informati i genitori. Serve educare i ragazzi al rispetto, educare i ragazzi al consenso, perché è un problema, questo è il problema che sta alla base del bullismo. È stato fermato un sedicenne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara, ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il ragazzo di origini egiziane è stato bloccato al termine di un litigio, interrogato in questura e accusato di aver colpito la vittima con un calciavite al collo nel parcheggio dell'area Cattaneo. Sentiamo Davide Sardo. È un fermo che scuote e apre scenari drammatici sull'ennesima notte di violenza tra giovanissimi. Dopo un lungo interrogatorio in questura a Pavia, un ragazzo di 16 anni di origine egiziana è stato fermato con l'accusa di essere presunto autore dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, morto nella notte tra sabato e domenica per una profonda ferita al collo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato intorno alle 3:30 nel parcheggio dell'area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di Pavia.
La vittima aveva raggiunto il piazzale insieme a 2 amici quando è scoppiata una discussione con un altro gruppo, rapidamente degenerata in una violenta aggressione nei pressi della colonnina del pagamento della sosta. Il colpo mortale sarebbe stato inferto con un cacciavite. Nel corso del pestaggio sarebbe stato utilizzato anche un tirapugni. Trasportato d'urgenza al San Matteo di Pavia, per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Uno degli amici e collega di lavoro, originario di Ribera, risulta ferito all'addome ed è già stato ascoltato dagli inquirenti. Inizialmente aveva accompagnato Gabriele a casa, sottovalutando la gravità delle sue condizioni prima di chiamare i soccorsi. Intanto, da Favara, il sindaco Antonio Palumbo parla di violenza senza giustificazione e annuncia il lutto cittadino, una comunità intera sotto shock per una giovane vita spezzata nel buio della notte. Dal racket alle aste, blitz antimafia a Palermo. 32 le persone arrestate, tra gli indagati anche un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Torna in carcere il boss Nino Sacco, che aveva ripreso il controllo del mandamento di Brancaccio e Sperone. Marco Gullà. Era stato scarcerato, aveva nuovamente ripreso il controllo del mandamento mafioso Sperone Brancaccio. Il nome di Nino Sacco apre l'elenco dei 32 arrestati in un blitz antimafia a Palermo, un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Nino Sacco, 70 anni, mandava in ava scoperta il nipote Carmelo, ma sarebbe stato lui a prendere le decisioni. Pizzo, droga e investimenti, ma c'è una mafia che punta anche al mercato legale, riuscendo ad accaparrarsi degli immobili alle aste giudiziarie, silenziando la concorrenza, grazie alla collaborazione di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che in cambio delle sue prestazioni riceveva compensi provenienti direttamente dal circuito economico del clan. E poi pizzo a tappeto per tutti i commercianti. Nel corso delle indagini è emerso che alcuni imprenditori taglieggiati avrebbero collaborato, permettendo agli investigatori di ricostruire diverse richieste di denaro. Sono 18 le estorsioni tentate o commesse, con cifre che vanno da 300 euro ad oltre 15.000. Ma dall'operazione di oggi emerge ancora una volta il desiderio di potere dei vecchi boss come Nino Sacco, che scarcerato ha immediatamente ripreso il controllo del mandamento. Il blitz ha anche ricostruito gli assetti delle famiglie di Brancaccio, Roccella, Guarnaschelli e Corso dei Mille. Le risultanze investigative, ha detto il procuratore De Lucia, hanno rivelato una metamorfosi strategica dove Cosa Nostra non ha rinnegato la propria vocazione violenta e il controllo militare del territorio, ma ha affiancato ad essi una moderna inclinazione affaristica, declinandola in chiave manageriale. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato il latitante Salvatore Chisa, di 43 anni, ricercato per furto aggravato e tentato omicidio. L'uomo è stato trovato in una villa nei pressi di Giarra e su di lui pendevano 2 provvedimenti, uno per un furto da 10.000 euro in un negozio di San Giovanni La Punta e una condanna definitiva a oltre 5 anni per la sparatoria del 2020 avvenuta nel quartiere di Librino. Adesso torniamo a parlarvi della situazione dei rifiuti in Sicilia orientale. Da questa mattina è stato riaperto l'impianto di Coda Volpe. A Catania c'è un lento ritorno alla normalità. Nell'8 centro restano però da raccogliere oltre 300 tonnellate di spazzatura. Criticità si registrano ancora nei quartieri di Cibali e di Picanello. Tonino De Mano. Poco prima delle 6 il via libera, gli autocompattatori in coda davanti all'impianto TMB di Coda Volpe. I camion pieni di spazzatura possono finalmente scaricare. Catania tira l'ennesimo sospiro di sollievo. L'emergenza rifiuti, il condizionale d'obbligo, potrebbe essere rientrata, ma per avere certezze bisognerà aspettare le prossime 24 ore, giusto il tempo di consentire ai mezzi pesanti di raccogliere l'enorme massa di rifiuti indifferenziati depositati su strade e marciapiedi. Emblematica l'immagine di questa fermata dell'autobus in via Duca degli Abruzzi. E che dire di questa attività in via Cavaliere, sempre a Picanello? È il lotto centro quello più in sofferenza a causa delle immancabili sacche di inciviltà e di una raccolta differenziata che, nonostante gli sforzi del comune di Catania, non riesce proprio a decollare. Per capire la gravità della situazione, alcuni numeri: 250 le tonnellate scaricate a Coda Volpe in poche ore e 300 che sarebbero le tonnellate di spazzatura ancora da raccogliere e che in queste ore, complici gli immancabili incivili, rischiano addirittura di aumentare. Delicata anche la situazione a Cibali. Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'8 centro, comunica che si sta facendo il possibile per raccogliere la spazzatura e che tra oggi e domani gli sforzi maggiori saranno concentrati proprio a Cibali e Picanello, naturalmente intoppi permettendo.
La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un napoletano di 33 anni accusato di aver truffato e derubato una coppia di anziani, riuscendo a portare via un bottino da 40.000 euro costituito da gioielli, oro e contanti che sono stati recuperati dalle Fiamme Gialle e riconsegnati ai proprietari. Crollo delle prenotazioni e albergatori che corrono ai ripari con gli sconti sull'extra lusso. Questo è il quadro del turismo in Sicilia, influenzato dal conflitto in Medio Oriente e dal caro carburante. Desiree Ferlito. Turismo e guerra, un binomio che torna a far paura. Anche in Sicilia, dove tra disdette e prenotazioni rallentate, operatori e albergatori guardano con preoccupazione alla stagione estiva. Un calo annuo che al momento si attesta già al 50%, in particolare sul versante orientale dell'isola. A Taormina gli alberghi extra lusso hanno attuato sconti e promozioni con prezzi che non si vedevano da molti anni. Le persone in questo momento hanno paura di confermare viaggi soprattutto in lunga distanza. Anche la preoccupazione legata alle informazioni su cancellazioni ed aumenti del prezzo carburante fa sì che la gente sia in un momento di stand-by, quindi in attesa di capire cosa fare. A pesare certamente la guerra in Medio Oriente e il clima di incertezza. Secondo un'analisi di Assoviaggi, a frenare sarebbe soprattutto l'idea di non poter tornare a casa per mancanza di carburante o per un peggioramento improvviso del quadro geopolitico. Un effetto domino legato più alla percezione di insicurezza che a un reale pericolo. Non è ancora un crollo, ma i segnali sono già evidenti. Prenotazioni che rallentano, disdette e un numero inferiore di voli a disposizione. Eppure tra le ombre si intravede anche qualche spiraglio. C'è chi sceglie di evitare mete considerate più rischiose e guarda proprio all'Italia e alla Sicilia come alternativa più sicura. Un equilibrio fragile dunque, in cui il turismo si muove sospeso tra timori e nuove opportunità. Adesso una breve pausa, tra poco. È iniziato a Priolo lo smantellamento della raffineria Versalis. Al suo posto sorgerà una bioraffineria e quindi ci sarà un abbattimento delle emissioni inquinanti. Saranno garantiti i livelli occupazionali. Lorena Dolci. Dall'etilene ai biocarburanti si lavora alla realizzazione della nuova bioraffineria di Priolo, progetto annunciato il 3 febbraio scorso da Eni e Kuwait Italia. Saipem ha firmato il contratto da 700 milioni per la costruzione e lo smantellamento del vecchio impianto, fermo già da mesi. Sullo stesso sito sorgerà una nuova raffineria per la produzione di 500.000 tonnellate l'anno di biodiesel e biojet, utilizzati su strada ma anche per navi ed aerei. Garantita l'occupazione di tutti i 420 dipendenti e dell'indotto. La notizia dell'accordo tra Eni e Saipem per la costruzione della bioraffineria di Priolo è certamente una notizia positiva, che va nell'ottica della direzione delle cose che sono state stabilite dal protocollo firmato a marzo dello scorso anno. Noi come sindacato continueremo a vigilare per il rispetto degli impegni. Al posto del petrolio saranno lavorati oli vegetali e animali, con l'abbattimento delle emissioni di gas effetto serra di almeno il 65%, in linea con le direttive europee. Versalis, società chimica del gruppo Eni, entra così a tutti gli effetti nel piano di transizione energetica. A Catania controlli e visite gratuite per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In Piazza Università fa tappa il Track Tour. Sentiamo Tonino De Mana. L'esame è tutto ok? Ok, sì. Quindi siamo più tranquilli? Sì, esattamente, grazie. Questa signora si è appena sottoposta ad uno screening cardiovascolare. Per lei è tutto ok, può tirare un sospiro di sollievo. In molti aspettano il turno in Piazza Università a Catania, altri ancora sono seduti sull'ambulatorio mobile in attesa degli esami. Ci sarà tempo fino a mercoledì per la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore 2025-2026 per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito. Ho voluto aderire a questa iniziativa
ma penso che sia un'iniziativa molto valida. La prevenzione è sempre utile da fare. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, da qui l'importanza della prevenzione. Dal 2017 parte questo progetto, ma quante vite ha salvato questo track? Abbiamo un elevatissimo numero di soggetti che sono stati veramente salvati, non solo quelli che abbiamo presi anche con l'infarto, con la fibrillazione atriale che sconoscevano di avere, qualcuno addirittura con aritmie ventricolari mortali, ma tutti quelli che avevano delle patologie ad altissimo rischio di cui non sapevano assolutamente di soffrire e che grazie a Banca del Cuore, facendo la prevenzione cardiovascolare, lo hanno scoperto e quindi hanno evitato di farsi un ictus cerebrale o un infarto miocardio. Fondamentale condurre anche uno stile di vita sano. Ridurre il peso, aumentare il movimento, abbassare drasticamente il colesterolo, più basso è e meglio è, non c'è un limite inferiore al colesterolo da raggiungere. In Sicilia, oltre a Catania, il track è presente a Vittoria e Trapani. Il mare invaso da rifiuti di ogni genere che con le mareggiate arrivano nelle spiagge. A Marina di Priolo, a 2 passi dal polo petrolchimico più grande d'Europa, i volontari hanno ripulito il litorale. Sentiamo Francesco Aloi. In molti dicono di amarlo, ma in realtà non tutti dalle parole passano ai fatti. Il mare è sempre più un grande magazzino di rifiuti che con le onde poi arrivano fino in spiaggia. Soprattutto le plastiche che poi si degradano, poi pezzi di vetro e quant'altro. Sole e mare calmo ci fanno capire che l'estate sta arrivando e i volontari hanno trascorso la domenica mattina a Marina di Priolo nel Siracusano con un obiettivo: ripulire tutto. 13 sacchi di rifiuti raccolti. La campagna di Legambiente, questa si chiama Spiagge e Fondali Puliti, e c'erano tantissimi giovani, tanti ragazzi con gli scout e la GESC di Priolo 1. Questa è una spiaggia molto grande che durante la bella stagione accoglie migliaia di bagnanti. A loro però spetta un compito non da poco: non abbandonare nessun tipo di rifiuto, perché l'ambiente va rispettato, non solo a parole. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, segnali contrastanti in casa Catania dopo il pari con il Potenza. Nel giorno del ritorno di Toscano arriva un 1-1 interno. Per la certezza del secondo posto bisognerà arrivare all'ultima giornata con i rossazzurri impegnati in casa dell'Atalanta Under 23. Partita in diretta e in chiaro come sempre su Telecolor. Marco Carli. Il pareggio, i fischi, le curve che pretendono impegno, scelte ponderate e risultati, l'avvio di partita promettente, le difficoltà dopo il gol del Potenza, l'ultima mezz'ora positiva, l'incoraggiamento alla squadra di Pelligra e grella a fine match. C'è un po' di tutto nella partita che ha segnato il ritorno di Toscano sulla panchina del Catania. Catania-Potenza è la somma di quello che sono stati gli ultimi mesi in casa rossazzurra, in cui da febbraio si è persa la direzione. Come Quaini si perde Radi prima del gol di Dauria, errore del centrocampista e vantaggio del Potenza. Il Catania subisce e non si rialza fino all'ultima mezz'ora, quando con tanti giocatori di qualità in campo preme forte e trova il rigore da cui nasce il pari. Fallo di Siatunis, trasformazione impeccabile di Cicerelli che torna al gol dopo l'infortunio e in mix zone lascia trasparire l'emozione per il periodo trascorso. Sono onorato, nel senso non c'è stato un secondo in cui sono stato lasciato da solo. È stato un periodo lungo, appunto difficile, ho avuto accanto persone strepitose, ho conosciuto professionisti incredibili. Il finale è ancora di marca Catania, ma il risultato non cambia e i rossazzurri, vicinissimi comunque all'obiettivo minimo del secondo posto, dovranno rincorrere la matematica fino all'ultima giornata. Per evitare calcoli serve un punto con l'Atalanta Under 23. Bisogna lavorare, ho visto grande disponibilità, grande applicazione, grande voglia di innanzitutto di portare a casa il nostro primo obiettivo, il secondo posto, che è roba nostra, che ce lo siamo guadagnati. E grandissima delusione per i tifosi Granata, il Trapani ha perso a Cosenza per 1-0 e retrocede in Serie D. Decide una rete di Mazzocchi nella ripresa con il Trapani ridotto in 10 a fine tempo
per l'espulsione di Celechin. Sentiamo Franco Cammarasano. Si materializza con la sconfitta di Cosenza la retrocessione diretta del Trapani in Serie D. Anche vincendo domenica col Siracusa, infatti, rimarrebbe superiore agli 8 punti il distacco dalla 19ª in classifica, in questo caso il Sorrento, unica possibilità per partecipare ai play-out salvezza. Si chiude dopo 2 anni quindi l'esperienza in Serie C del Trapani targato Antonini. A decretare la condanna della squadra granata non il campo dove ha conquistato 48 punti, ma i 25 di penalizzazione in classifica rimediati dalla società nel corso della stagione per inadempienze e irregolarità amministrative. Non demorde comunque il presidente Antonini, che spera in sentenze favorevoli da parte del collegio di garanzia del CONI in merito ai ricorsi relativi alle recenti penalizzazioni. Anche a Cosenza la squadra ha disputato la sua onesta partita, ha sfiorato per prima il gol al 28esimo su un destro di Giovanni Aronica di poco al lato, ma al 43esimo è rimasta in 10 per l'espulsione dopo revisione del capitano Cerechin per un contrasto con l'Angella. Malgrado ciò, il Trapani ci ha provato al 47esimo con Ortisi e al 49esimo con Stauciuk, ma ha avuto poca fortuna. Nella ripresa il Cosenza ha fatto valere la superiorità numerica e al 69esimo Mazzocchi ha siglato l'1-0 dopo che Galeotti aveva respinto la conclusione di Moretti. Giocatori granata delusi per il risultato, ma con la coscienza al posto per l'impegno profuso. Terzo pareggio consecutivo, 1-1 per il Siracusa che raggiunge la Cavese solo nel finale grazie a sbaffo. Lo spettro della retrocessione per la squadra di Turati è sempre più vicino, adesso serve un miracolo. Marco Petrolito. Gli azzurri perdono ancora una volta il treno per agguantare i play-out e dopo quelli con Atalanta e Foggia, con la Cavese arriva un pari che serve a poco. E pensare che stava per maturare anche una sconfitta se sbaffo a pochi minuti del 90esimo non si fosse reso protagonista della rete dell'1-1 agguantando una Cavese sempre attenta e che era passata in vantaggio a metà ripresa con Orlando. Primo tempo difficilissimo e bloccato il De Simone, col Siracusa che prova a fare la partita sbattendo contro una difesa, quella campana, molto ben registrata. All'11esimo ci prova Arditi, ma la sua girata trova la respinta a terra di Boffelli. L'occasione più pericolosa, dopo un paio di conclusioni della distanza degli azzurri, arriva nel finale di frazione e ce l'ha la Cavese con Diarra Subà che si gira di sinistro sfiorando il palo. Nella ripresa gli azzurri spingono forte, ma dopo i tentativi imprecisi di Job e di Frisen, nel momento forse migliore della scuola di casa è Orlando al minuto 63 a portare avanti i campani, controllando il pallone sul filtrante di Ubani e battendo Silla. Il Siracusa fatica a reagire, ma quando la partita sembra compromessa, all'84esimo arriva il guizzo vincente di sbaffo che di testa firma l'1-1 sfruttando una bella giocata di Cancellieri. La rete riaccende le speranze redosee e nel finale c'è l'assalto del Siracusa trascinato dal suo pubblico. L'occasione per il 2-1 capita a Job al 91esimo che però caccia alto da buona posizione. Per i Leoni la corsa per evitare la retrocessione diretta diventa dunque quasi proibitiva e passa per il derby con l'ormai retrocesso Trapani. Ma adesso servirà un miracolo. Tutto infatti rimane legato irrimediabilmente ai risultati che nell'ultima giornata otterranno Foggia e Giuliano. E adesso andiamo al Palermo. Il Palermo si gode i gol di Poyampalo per il finlandese, record di marcature in Serie B. Vogliamo la Serie A, dice l'attaccante rosanero, sempre più leader dei siciliani. Marco Gullà. Cuore e muscoli, il Palermo vince, convince ma deve ancora fare di più. La vittoria sul Cesena per 2-0 non ha permesso di avvicinarsi alla promozione diretta, sempre distante 4 punti. Quando mancano 3 giornate alla fine della regular season sembra davvero improbabile che il Palermo possa tornare in corsa, anche perché Venezia, Monza e Frosinone non sgarrano un colpo. Però i rosanero continuano a marciare. Per Joel Poyampalo record di gol grazie alla doppietta di sabato scorso, anche se lui stesso dice senza la Serie A non servono a nulla. Solo guardiamo noi, se non è possibile guardiamo di altri, guardiamo per le ultime 3 partite, proviamo di vincere tutti e 3 e guardiamo dove sei in campionato dopo di questa partita. Il Palermo tornerà in campo sabato 25 aprile a Reggio Emilia. Sono tutte partite fondamentali, noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, non guardare gli altri e cercare di fare bottino pieno tutte le partite. Alla fine vedremo se gli altri saranno stati più bravi. Andremo avanti con i playoff, se no vedremo. Dovrebbero tornare a disposizione di Pippo Inzaghi sia Joronen che Jonsen. Di calcio continueremo a parlare subito dopo il telegiornale con Anteprima Corner. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.